Già da venerdì la diocesi di Vittorio Veneto si sta adoperando per dare ospitalità a 6 profughi in fuga dalla guerra e altrettanti posti, fa sapere il direttore della Caritas Don Andrea Forest, si potranno rimediare in edifici della diocesi stessa. Ma soprattutto la cosa più bella è che si sta attivando una rete di solidarietà. In queste ore decine di persone stanno segnalando la propria disponibilità a mettere a disposizione un appartamento, una casa o anche soltanto 2 stanze con cui convivere, magari per affrontare un po' l'emergenza di queste ore in attesa di una soluzione più definitiva. All'Electrolux di Susegana i sindacati hanno chiesto un incontro in tempi rapidi con la direzione per valutare la possibilità di destinare su base volontaria ferie o permessi retribuiti dai dipendenti di Susegana e in caso anche una quota aggiuntiva da parte dell'azienda a favore dei colleghi dello stabilimento in Ucraina. Verso il confine del paese assediato sono diretti gli aiuti umanitari che si stanno raccogliendo da più parti, enti e istituzioni, ma anche privati cittadini e associazioni come l'11 di Marca di Marco Varisco che nel suo laboratorio di Via Nervesa a Treviso sta già ricevendo materiale di ogni tipo. Grazie a un amico di Ponzano che ci ha dato la possibilità di avere un camion e 2 furgoni e la persona che ci lavora farà da autista con degli amici. E abbiamo colto l'occasione per poter fare questi carichi di beni alimentari, di coperte, di tutto quello che serve per soprattutto bambini e donne, ma di mangiare è la cosa prioritaria. Malgrado la pandemia abbia colpito duro, malgrado il caro bollette metta a dura prova famiglie e aziende, anche chi di disponibilità ne ha poche, racconta Varisco, sta donando quello che può. Speriamo solo che le grandi teste abbiano un po' di cuore.